riusciamo anche a mostrare, no, dopo, perfetto, grazie. Bene, partiamo, vado, grazie. Allora, bene, buongiorno a tutti e a tutte. E grazie a chi ci sta seguendo da casa, grazie ai giornalisti presenti e grazie agli ospiti che sono qui con me oggi, che poi presenterò. La conferenza stampa di oggi è importante e ci tengo particolarmente ad averla organizzata non da sola ma assieme a degli amministratori dei comuni del Veneto, perché in questa regione ci sono dei grandi assenti, che sono le persone più giovani, i giovani, e che è oggetto ovviamente del progetto di legge che oggi presentiamo. Perché dico grandi assenti? Non avrei voluto essere qui, cioè io avrei voluto che questa regione avesse da tempo una legge sui giovani, una legge organica, una legge quadro, una legge finanziata che riuscisse a essere a sostegno reale per le persone più giovani. Il problema è che siamo una delle uniche regioni in Italia che invece non ce l'ha. E tra l'altro siamo una delle regioni invece guidate da un presidente che parla spesso dei giovani sui giornali, attraverso i libri che scrive, negli interventi in aula, e quindi questa differenza tra quello che è il racconto e quello che è invece quello che si fa in questa regione non è accettabile, ed è il motivo per cui una consigliera di minoranza ha provato a scrivere, assieme al contributo di tantissime persone che poi appunto vi dirò, una legge invece organica a sostegno reale dei giovani in Veneto. Perché lo abbiamo fatto? Vi do 5 dati, perché credo sia importante anche dare dei numeri rispetto alla motivazione per cui in questa regione, che tanto si narra come essere una regione, no, che cresce, che sviluppa, che è forte, invece i giovani sono le persone che vengono, diciamo, escluse evidentemente da questa crescita, se mai fosse confermata che c'è. Siamo la prima regione per idonei non beneficiari. Nel 2023, come ho spesso denunciato in aula, il 65% delle borse di studio non pagate sono proprio in Veneto. Cioè nel 2023 noi abbiamo avuto il 65% di tutti gli idonei non beneficiari d'Italia che erano residenti in questa regione, cioè studiavano qui. Il secondo dato, la crisi abitativa. Avete visto gli studenti che abbiamo spesso accolto nelle città dove anche voi amministrate in protesta perché non riuscivano a trovare una casa, i giovani studenti, quando noi abbiamo in questa regione circa solo il 2% dei posti letto ESU che coprono ovviamente la richiesta degli studenti che hanno bisogno di una casa. Il tema dell'emigrazione dei giovani. Terzo dato, dal 2011 al 2021 ci hanno abbandonato, quindi sono andati via 55.000 giovani tra i 18 e i 39 anni. Visto che le slide da mostrare sono una tradizione, io mostro in questa conferenza stampa questa, che è una mappa che fa vedere come il Veneto sia rosso, cioè il Veneto sta perdendo in Italia giovani, c'è un'emorragia pari alle regioni del sud. E questo è uno dei temi che io credo non possiamo assolutamente non prendere in considerazione. L'ultimo dato, quindi il quinto, il 61,7% dei giovani sotto i 30 anni rinuncerebbe all'auto se avesse un'alternativa credibile, cioè un trasporto pubblico funzionante, magari con un biglietto unico, magari con un biglietto che non costa, come altre regioni hanno fatto, quindi sotto una certa soglia d'età averlo gratuito. Ecco, siamo una regione che non ha il biglietto unico, per i giovani, ma abbiamo i giovani che ci dicono, oltre il 60%, che rinuncerebbero all'auto. Quindi vuol dire che abbiamo una possibilità. Ecco, in questo quadro, che non è assolutamente confortante rispetto ai giovani, cosa fa la Regione del Veneto? Noi abbiamo un progetto di legge a prima firma Luca Zaia, depositato nel 2020, che non è mai stato portato in discussione. L'ho più volte detto al Presidente durante le approvazioni del bilanci, dove lui è presente in aula, di fare invece in modo che quel progetto di legge anche fosse discusso. Potevamo emendarlo, potevamo discuterlo, ma ancora non se n'è vista, la calendarizzazione, e quindi abbiamo dovuto lavorare ad un progetto di legge che speriamo invece arrivi assolutamente in discussione. Cos'altro abbiamo? Abbiamo un DEF, un documento di programmazione, che al tema giovani si rivolge solo come partecipanti, come volontari alle
Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Cioè abbiamo una tabella, che poi se volete vi faccio anche vedere, vi do, dove i giovani vengono narrati così, cioè come volontari partecipanti ad un grande evento. Ecco, per 2 annualità abbiamo avuto un documento di programmazione che ho più volte detto in aula, raccontava i giovani così, e assolutamente io non credo che sia questo quello che i giovani veneti vogliono. E allora abbiamo fatto questo progetto di legge. Io adesso appunto lascerò la parola agli ospiti che abbiamo qui con noi oggi, perché è un progetto di legge che non ho scritto io, non ha scritto la consigliera Ostanel, è frutto di un lavoro condiviso fatto all'interno della scuola di mobilitazione politica, che avevo attivato ancora 1 anno e mezzo fa, a cui hanno partecipato alcuni dei presenti e che poi interverranno. Una scuola che ha avuto 71 iscritti in tutta la regione del Veneto sotto i 35 anni e che ha contribuito alla scrittura all'interno di alcuni tavoli di lavoro di questo progetto di legge, che poi è stato condiviso anche con alcuni amministratori locali, appunto, che oggi abbiamo invitato, perché credo che questo progetto di legge non dovrebbe essere di qualcuno. Io non vorrei che fosse un progetto di legge considerato di parte. Questo è un progetto di legge che si rivolge ai giovani, dovrebbe essere dedicato alle giovani generazioni che non hanno una risposta. Più volte in aula, e poi chiudo e lascio la parola ovviamente ai partecipanti, più volte in aula è stato detto vabbè, ma sui giovani noi delle cose le facciamo, ci sono i fondi del Porfesr, ci sono alcuni piccoli finanziamenti. Il punto però non è questo. Le regioni serie hanno una legge dedicata, con una linea di dotazione economica dedicata, per finanziare qualcosa di organico, cioè i giovani devono sapere come la Regione del Veneto intende occuparsi di loro, e i dati appunto lo dimostrano. Ultimo punto, perché mi piace essere concreta, i soldi, perché so che poi qualcuno lo potrebbe chiedere. Il progetto di legge viene totalmente, io credo, finanziato, quindi non ho messo una norma finanziaria che potesse essere, diciamo così, la solita norma finanziaria prendo dal fondo di riserva sapendo che evidentemente questo non accadrà. No, io penso che serva fare una manovra che permette anche attraverso una minima tassazione ad alcune imprese inquinanti, che abbiamo discusso anche durante l'ultima discussione in bilancio, e dove io ho visto anche un minimo di apertura da parte della maggioranza, quindi davvero credo che sarebbe importante che fosse conseguente, raccogliere 7 milioni di euro che ci permetterebbe appunto di avere quella dotazione economica finanziaria, che tra l'altro è quella che il progetto di legge anche della maggioranza proponeva come utile, per iniziare a fare un lavoro sensato. Quindi sui giovani non si mettono gli spiccioli, sui giovani o si investe, oppure ovviamente di nuovo di raccontare che facciamo qualcosa per loro quando in realtà la dotazione economica non c'è. Ecco, io non me la sentivo di farlo, invece mi sono sentita di dover mettere una norma economica che avesse senso. Quindi 7 milioni di euro più 1,5 milioni di euro invece in spesa in conto capitale. Ora appunto io taccio e lascio invece la parola a chi è qui con me, che ringrazio. Vi presento. Allora, abbiamo Jacopo Buffolo, assessore al Comune di Verona, con la delega alle politiche giovanili e alla partecipazione. Leonardo Nicolai, che è collegato perché appunto è a Vicenza e sta seguendo l'emergenza di queste ore, assessore al Comune di Vicenza per le politiche giovanili, con delega alle politiche giovanili. Margherita Minella, assessore al Comune di San Gregorio nelle Alpi, appunto con delega politiche sociali e giovanili. Paolo Sacerdoti, consigliere comunale di Padova e presidente della Commissione Consigliare Politiche Giovanili. Federico Engaldini, partecipante alla scuola di mobilitazione politica che prima citavo e che ci racconterà il percorso appunto di questa legge, su come è stata scritta e da chi. Vi ringrazio e lascio la parola a Jacopo Buffolo. Grazie Elena, buongiorno a tutte e tutti. Intanto devo un grande ringraziamento per questo percorso, anche per la scuola di mobilitazione politica che insomma abbiamo lanciato proprio a Verona anche con il sindaco Tommasi, quindi un momento di valorizzazione dei giovani, ma perché il percorso, io credo da questo punto di vista, che manca in Veneto e mancava anche a Verona, perché noi siamo entrati in un'amministrazione quasi 2 anni fa dove le politiche giovanili, le politiche verso i giovani erano completamente assenti, e ci siamo trovati da un lato a doverle ricostruire
in campo amministrativo nella città e poi a confrontarci, come dicevi benissimo, con una regione che mette tendenzialmente solo spiccioli e non ha una visione dei giovani a 360 gradi, perché spesso vengono visti, tu citavi l'episodio legato a Milano Cortina, ma tendenzialmente si guarda al settore della formazione e l'orientamento al mondo del lavoro e poi tutto il resto problemi personali. Invece io credo che un grande apporto che dà di visione a questa legge è proprio frutto, penso, del percorso di costruzione collettiva, è quella di guardare la figura delle ragazze e dei ragazzi della nostra regione a tutto tondo, cercando di valorizzare i diversi ambiti, che siano essi sociali, culturali, economici, e il tema della casa credo che sia un tema che la nostra generazione vive in maniera particolare. E un punto io credo molto importante che poi viene toccato è la capacità programmatoria degli interventi dei giovani, sui giovani, perché se noi ereditiamo delle strutture amministrative, lo vedo in un grande comune e immagino anche che i piccoli comuni abbiano questo tipo di difficoltà, che sono in affanno per una progettazione annuale che richiede un grande impegno e capacità di rendicontare, capacità di amministrare quelle risorse. Se noi riuscissimo ad arrivare a una programmazione quantomeno triennale ci permette di valutare le progettualità che mettiamo in campo, ci permetterebbe di ragionarle anche con molta più attenzione nel momento in cui andiamo a sviluppare delle politiche e sviluppare anche delle linee di indirizzo, in questo caso, che possano dimostrare di ottenere dei risultati, perché quello che accade oggi è che non parte una progettualità che si è già a programmare l'anno successivo, e quindi vuol dire che tendenzialmente non c'è nemmeno una cultura del feedback, del monitoraggio, della programmazione sulla base dei dati e sulla capacità anche di capire, quando parliamo di giovani nella nostra regione, a partire anche dal dato di fuga, di immigrazione, di chi stiamo parlando, di che soggetti con quali bisogni e di un monitoraggio delle attività che credo che Regione Veneto debba fare se vogliamo avere una programmazione dell'attività basata sul reale e non su, come spesso accade, e insomma lo vivo sulla mia pelle quotidianamente in città, sul sentito dire, su il riportato di qualche articolo di stampa che vuole i giovani solo legati a questioni di disagio, senza invece un'analisi su quelle decine di migliaia di ragazze e ragazzi nella nostra regione che si attivano, che cercano di costruire qualcosa di positivo, che magari spesso non trovano nemmeno il giusto supporto da parte della politica. E quindi io credo che insomma il risultato che oggi presentiamo insieme sia un risultato che prova a lanciare uno sguardo avanti, a una visione di Veneto, di regione che riesce a ascoltare e dare uno spazio alla visione dei giovani, e vuole essere una regione che accetta la sfida anche di innovazione, di provare a cambiare rispetto a un conservatorismo che ci tiene spesso imprigionati. Quindi io ringrazio della possibilità del confronto, e anche del confronto che penso che comunque andrà avanti fra di noi, perché anche riuscire a fare rete fra amministratori e nella direzione di valorizzazione dei giovani credo che sia fondamentale. Grazie. Sì, grazie. Prima di lasciare la parola a Leonardo Nicolai, riprendo una questione che nel progetto di legge abbiamo inserito, e l'abbiamo inserito apposta, l'idea che ogni anno ci sia un momento di monitoraggio presso il Consiglio regionale, cioè che ci sia un momento di convocazione, cioè che il Consiglio regionale esca, no? Cioè, o meglio, si apra e faccia entrare chi ha lavorato grazie al sostegno, se verrà approvata, di questa legge, e quindi ci sia un monitoraggio continuo da parte dell'istituzione regionale. Quindi ti ringrazio, perché questo punto è veramente per noi importante. Leonardo Nicolai, assessore al Comune di Vicenza, e ti ringrazio, ti lascio la parola. Buongiorno a tutte e a tutti, perdonate se sono presente, ma in queste, sapete insomma che ieri c'è stato un momento di forte criticità e in queste ore comunque si è lavorato, perché sono dovuto portare anche il cambio per fare la conferenza e ci stiamo un po' rimboccando le maniche. Ringrazio comunque Elena dell'invito e della possibilità di accoglierci online, perché ci tenevo
tenevo davvero molto a sostenere questo progetto di legge, perché penso sia importante. Qui nella platea, insomma, interverrà, vedo tante prime volte. Jacopo diceva appunto adesso, è il primo assessore alle politiche giovanili di Verona, così per Vicenza. Vicenza non c'è mai stato un assessorato alle politiche giovanili puro, e è stata una scelta anche coraggiosa, è stata fatta. Dopo bisogna, nel momento in cui si istituisce un assessorato non di nome ma di sostanza, bisogna anche cambiare l'assetto dopo della macchina comunale, come si ripartiscono i fondi, i dipendenti, creare insomma una struttura. Vedo tante prime volte, ma vedo anche tanta capacità. Elena, la sua prima esperienza, insomma, consigliera regionale, e per il progetto di legge anche scegliere di dedicarsi al tema dei giovani, e farlo creando una rete importante come quella che vediamo oggi, e che speriamo anche di innescare anche nelle prossime settimane a sostegno di questo progetto, penso sia davvero importante e non scontato. Spesso i giovani sono sempre stati visti come la foglia di fico della politica. Sì, c'è anche il giovane, vabbè, ci sono anche loro. Invece sembra che i giovani stiano invece costruendo oggi un futuro diverso. L'abbiamo visto in particolare a Vicenza, in queste ore tutti mi dicevano: ah, ma sei un assessore, come se il trentenne non potesse esserlo. Poi arrivavano altri 3 assessori che avevano tutti 30 anni, e le persone erano abbastanza spiazzate dalla giudizia, insomma, della giunta, e spesso questa viene vista, deve essere vista in maniera negativa, invece oggi viene vista come assolutamente positivo e anche di capacità. Abbiamo bisogno di un piano regionale, abbiamo bisogno di un coordinamento, perché sì, si stanno creando anche nei comuni vari spazi di ascolto, spazi di intervento, insomma, di attivazione, di cui adesso vorrei spendere una parola, però l'ho visto anche personalmente in questi mesi, manca un coordinamento. Ci sono tante iniziative un po' a sé, nei grandi comuni magari funzionano anche meglio, ma le politiche giovanili non si fanno nei grandi centri, ma si fanno in tutti i quartieri, in tutte le frazioni, in tutti i campanili, come ci piace spesso anche riferirci, perché un campanile è una comunità anche dei giovani, soprattutto la comunità di domani è fatta dei giovani di oggi. Quindi urge un coordinamento e urge estendere le politiche giovanili a tutti i territori. Volevo spendere una parola sul tema in particolare della cultura e dell'attivazione giovanile, come riportata anche nel progetto di legge. A Vicenza, appunto, come accennavo all'inizio, abbiamo dovuto anche riorganizzare la macchina comunale, non solo per le politiche giovanili ovviamente, ma per il ragionamento complessivo. Ecco, in questo ragionamento inizialmente le politiche giovanili erano state inserite sotto il sociale, e è una cosa che si è fatta spesso negli ultimi anni, perché rispecchia un po' quell'idea che per i giovani quale problema, come di riferirsi solo ai giovani così problematici, e quindi di prendere in carico solo il disagio. Devo dire che è stata una sfida importante quella di far capire a tutta la giunta che invece l'idea era di inserire le politiche giovanili sotto la cultura, cosa che alla fine è stata fatta. Non era una scelta scontata, gli altri sono stati sei davvero sicuro, ci è stato chiesto 3 volte, e ho detto di sì perché per noi è centrale l'attivazione giovanile, gli spazi giovanili, perché con quelli, grazie a quelli, si riesce a prendere, ad attirare molta comunità, si riesce a dare spazio, si riesce a dare opportunità, si riesce a permettere un'autodeterminazione di
tutti i giovani. Dopo è ovviamente importantissimo il lavoro anche con il sociale, ma con tutti poi gli assessorati, perché sono direi un tema assolutamente pervasivo di tutto il lavoro politico, perché come dicevo prima, oggi, cioè lavorare sui giovani oggi vuol dire lavorare sulla comunità per 10 anni, e questo quindi è fondamentale. Tutti i problemi elencati anche all'inizio che i giovani non hanno in Veneto oggi, giustamente Elena sottolineava, non sono figli del bilancio dell'anno scorso, sono figli degli ultimi 15 anni di bilanci. E su questo chiudo, forse mi sono anche preso troppo tempo e perdonatemi. In questi mesi abbiamo affrontato il piano giovani, cioè ogni anno, che abbiamo visto nei numeri che è assolutamente insufficiente. Parliamo di letteralmente briciole, quella foglia di fico di cui parlavo. A conti fatti i progetti che avevamo tra le mani di Vicenza, Sossano e Deville, che abbiamo pure dovuto tagliare per stare nel budget previsto, chiedevano 14 euro a persona, si faceva una divisione tra target raggiunti e budget disponibile. Ecco, a conti fatti i soldi messi alla regione erano 1,40 euro a persona. Non si tratta di un piccolo scostamento dettato da qualche volontà di troppo, cioè un scostamento enorme che dimostra proprio come in questo momento non si investa minimamente in alcun modo sulle politiche giovanili. Quindi io ringrazio davvero Elena per la piattaforma che ha messo a disposizione di tutti noi e sono felice anche di vedere un appoggio che viene un po' dagli amministratori e dalle amministratrici di tutto il Veneto. Grazie mille Leonardo, grazie. Lascio la parola adesso a Margherita Minella, assessora al Comune di San Gregorio nelle Alpi e alla delega alle politiche sociali e giovanili. Grazie mille. Anch'io mi unisco come incipit ai ringraziamenti a te Elena, ecco, per aver portato avanti questa iniziativa e per aver voluto condividere con noi questo che è stato un po' un percorso iniziato appunto con la scuola a cui io e altri amministratori del mio comune abbiamo partecipato. San Gregorio nelle Alpi, provincia di Belluno, sono un po' diversa da tutte le altre province, quindi grazie anche per questa attenzione e questo invito per poter portare un po' l'esperienza anche dei territori più marginali nei quali lavorare per i giovani significa lavorare davvero per poche persone purtroppo, e quindi anche gli interventi che si cercano di mettere in atto anche come amministrazioni locali che sono chiamate in primis ad essere dei presidi anche all'interno di questa proposta di legge. È difficile riuscire ad arrivare a questi giovani, riuscire a coinvolgerli e riuscire a proporre delle cose che siano effettivamente interessanti per loro, perché già io alla mia età sono quasi fuori dalla proposta di legge e tra me e un ventenne ci passa un sacco di differenza sotto certi punti di vista. Per questo avere appunto una legge anche a livello regionale che tratti in modo organico l'argomento dei giovani con la possibilità di visioni diverse, di approcci diversi, di un monitoraggio e una presenza costante è molto importante. Ieri ero a un convegno organizzato in Camera di Commercio a Belluno sulla demografia da qui al 2031 e era chiaro, cioè, ci hanno spiegato in modo altamente chiaro e con dei dati piuttosto precisi, per quanto insomma questa scienza lo possa essere, come da qui già solo al 2031 ci sarà un calo per la provincia di Belluno in un modo particolare, ma per il Veneto, di giovani e anche di tutta la fascia soprattutto 0-15, che poi avrà sicuramente delle ripercussioni in un futuro prossimo. Ecco, quindi questa possibilità che insomma spero venga accolta di questa proposta di legge creata anche in questo modo partecipativo è una cosa nuova
credo, all'interno di queste, soprattutto di queste tematiche, e credo estremamente importante, che punta i riflettori su, come abbiamo detto prima, una fascia di popolazione che, proprio perché è poca, purtroppo viene molto spesso lasciata dai vero ai margini o trattata solamente nelle sue sfaccettature più problematiche, ecco. Un focus ulteriore all'interno di questa proposta di legge, che è stato inserito anche forse in un secondo momento, è stato proprio quello del sostegno anche alle giovani donne, perché comunque è giusto richiamare un po' l'attenzione del legislatore, degli amministratori, su quelle che sono comunque delle criticità e delle diseguaglianze, delle differenti opportunità di accesso a quelle che la proposta di legge e le leggi poi mettono in atto a livello poi di opportunità. E le donne in generale, è inutile negarcelo, nonostante insomma i tanti passi avanti fatti negli ultimi anni, negli ultimi decenni a livello di rimozione di ostacoli formali, molti ostacoli sostanziali permangono e sono evidenti sia a livello culturale sia a livello sociale, per così dire. Quindi anche l'aver previsto un focus per richiamare sempre l'attenzione e ricordarci che ci sono all'interno anche della popolazione giovanile delle peculiarità che vanno tenute in considerazione nel momento in cui si mettono in atto poi delle reali politiche, degli interventi nei territori, credo sia assolutamente focale in questo caso. Faccio un'ultima breve considerazione, permettetemi, rispetto alle aree marginali, appunto, come può essere considerata in generale la provincia di Belluno, ma insomma anche altre aree marginali del Veneto. Lavorare in queste aree comporta senza ombra di dubbio degli sforzi ulteriori, se pensiamo alla questione della mobilità, se pensiamo alla questione dell'isolamento, se pensiamo anche solo alle questioni dell'accesso, si diceva prima, all'abitazione. La montagna ha delle peculiarità e si diceva anche ieri appunto all'interno di questo convegno che devono essere prese in considerazione. Sono quelle, sono oggettive. Pensare quindi poi a degli interventi, a come rimodulare, anche parlandosi tra territori e prendendo spunti gli uni dagli altri, quindi il confronto di amministratori locali di piccoli comuni come il nostro, ma come tanti insomma della provincia di Belluno, anche con amministratori di comuni molto più grandi, è assolutamente indispensabile. Quindi è anche un po' un invito a tutti i miei colleghi di aprirsi, di confrontarsi anche con realtà che magari sembrano talmente diverse ma che ci possono dare degli spunti, e noi stessi dobbiamo avere insomma il coraggio di poter dare degli spunti a chi poi a livelli più alti può effettivamente portare la nostra voce, ecco. Quindi vi ringrazio tutti gli amministratori presenti e Elena in primis dell'opportunità. Grazie mille a te. E tra l'altro citavi il tema delle giovani donne, anche qui un dato di Veneto Lavoro 2023, lo guardavamo prima, il 42% delle giovani donne ha contratti precari, il tema del part-time involontario, mentre il 28% sono i coetanei maschi, cioè sostanzialmente abbiamo una percentuale che ci testimonia, dati di Veneto Lavoro del 2023, che il tema giovani e donne e lavoro è uno dei temi che questa regione dovrebbe prendere in carico. Lascio la parola a Paolo Sacerdoti, che è consigliere comunale di Padova, presidente della Commissione Consigliare Politiche Giovanili, ma prima di farlo volevo dire che finita la conferenza stampa chiederemo di nuovo all'ufficio di presidenza di rendere la pedana accessibile. Io veramente credo che fare una conferenza stampa così non sia degno, diciamo, di un consiglio regionale del Veneto, quindi manderò una lettera appena finita questa conferenza stampa all'ufficio di presidenza per fare in modo che non ci siano più conferenze stampa che hanno la pedana inaccessibile. Grazie Paolo. Grazie Elena, sì, magari se ci sarà una prossima volta speriamo sì che potremo essere seduti allo stesso livello. Grazie dell'invito, io
Sì, sono qui come Presidente delle politiche giovanili della commissione che vede le politiche giovanili tra le sue deleghe, e partirei da quello che tu hai detto, cioè l'amministrazione, le amministrazioni in generale, l'amministrazione della regione dice: noi già facciamo, abbiamo delle attività, abbiamo delle politiche rivolte ai giovani, ma uno dei problemi che almeno io come amministratore ho spesso è: quello che stiamo facendo è quello di cui i giovani, le giovani o comunque le persone per cui amministriamo hanno bisogno? Abbiamo un modo, abbiamo un feedback dalle persone per cui amministriamo? E spesso la risposta è no, perché tendenzialmente nella miriade di cose che noi gestiamo e di cui ci occupiamo, e nella velocità con cui siamo in qualche modo costretti ad agire, utilizziamo come metro quello che è la nostra sensibilità, e non è quasi mai detto che sia la sensibilità che ci vuole in quel momento, a meno che non sia qualcosa per cui ci rivolgiamo a persone che ci somigliano. Siccome l'età media degli amministratori è certamente diversa da quella dei giovani a cui per esempio questo disegno di legge si rivolge, e che parte dai 15 anni, è molto probabile che ci perdiamo qualcosa quando agiamo. Ecco perché uno strumento di partecipazione giovanile, così come in qualche modo tutti gli strumenti di partecipazione di cui le amministrazioni si dotano già da tempo, ci serve per intanto riportare delle persone che spesso per vari motivi sono in qualche modo esclusi dall'ambito amministrativo, un po' perché magari sono minorenni e non votano, un po' perché molto spesso i giovani che vivono le città, soprattutto le città universitarie, ma non solo, non sono residenti e quindi non fanno parte costantemente della vita politica di una città, e per vari altri motivi noi fatichiamo molto ad intercettare le opinioni e le sensibilità di queste persone. Un altro problema che noi ci siamo trovati ad affrontare e abbiamo depositato, e ringrazio Federico che è qui con noi e che è stato un po' il promotore di una mozione che abbiamo depositato ieri, che chiede appunto all'amministrazione di Padova di adottare uno strumento di partecipazione giovanile, è la forma da dare a questi strumenti di partecipazione, perché noi magari abbiamo un'idea, ma la realtà è che i giovani e le giovani comunicano su altri livelli, anche rispetto a quelli che utilizzo io e le persone della mia età, e io insomma non sono più giovane, ma non mi ritengo neanche particolarmente anziano, e però si fa fatica a raggiungerli. Ci sono quindi una serie di temi che una legge regionale di questo tipo cerca di affrontarli chiedendo che si trovino degli strumenti innovativi di partecipazione per i giovani e le giovani, perché devono essere innovativi, altrimenti fatichiamo a raggiungerli e a coinvolgerli, perché poi sappiamo bene dai dati delle persone che votano che la fascia dei giovani tra i 18 e i 25 anni tendenzialmente facciamo fatica a portarli a votare. Un altro problema, almeno per quanto riguarda il comune di Padova, è riuscire a gestire in modo efficace uno strumento di partecipazione, perché tra PNRR e progetti vari è molto complicato dare risorse per ulteriori strumenti, magari con il dubbio che poi non funzionino e quindi che si siano distratte risorse da altri temi con una scarsa efficacia.
se ci fosse un coordinamento regionale, se ci fosse in qualche modo un'infrastruttura a supporto delle amministrazioni che dia delle buone pratiche e magari che dia anche delle risorse che ci consentano di studiare quelli che sono gli strumenti migliori che possiamo adottare senza in qualche modo porci dei problemi di tipo meramente economico o comunque di risorse umane, certamente riusciremmo ad agire in modo molto più efficace. Quindi grazie di questa proposta, io spero che diventerà legge e che diventerà uno strumento che ci consenta davvero di agire in modo efficace e di intercettare quelli che sono i bisogni di tante persone che, sebbene diventino sempre meno, comunque vivono i nostri territori e hanno delle sensibilità che non solo devono essere affrontate, perché questo è il ruolo della politica, ma soprattutto ci consentiranno di farlo in modo innovativo e al passo con i tempi, visto che sono comunque persone che saranno i cittadini del futuro. Quindi grazie. Grazie Paolo, grazie davvero. Lascio la parola per l'ultimo intervento a Federico Engaldini della Scuola di Mobilitazione Politica del Veneto, che ringrazio. Ti lascio la parola. Buongiorno a tutte e tutti, mi sentite? Sì? Ok. Grazie intanto dell'opportunità, credo che l'esperienza della scuola di mobilitazione sia stata il metodo con il quale poi abbiamo affrontato anche il lavoro di gruppo nella stesura del testo di legge, nel senso che con la scuola siamo andati a confrontarci con l'esperienza di Trieste, quindi abbiamo guardato fuori dal Veneto, abbiamo guardato altre esperienze per cogliere quelli che sono gli elementi interessanti e allo stesso modo nello studiare la proposta di legge ci siamo confrontati, come diceva Elena, con anche altre regioni, le metodologie, le progettualità che vengono attuate, cercando di cogliere le potenzialità che anche in Veneto si potevano replicare. E quindi è stata un'esperienza che prima di tutto a me personalmente ha dato un metodo con il quale poi affrontare, entrare nel concreto grazie a questa esperienza nel gruppo di lavoro che ha scritto il testo. È stato un testo che ci ha chiesto anche prima di tutto uno studio, cioè vedere quelli che sono gli orientamenti europei e quindi degli orientamenti, come si diceva, anche rivolti al futuro. Il titolo della proposta di legge non è solo una legge per i giovani, ma le future generazioni. Si diceva prima, è frutto di 10 anni di politiche. È il momento di non guardare solo ai giovani presenti oggi sul territorio veneto, ma avere una visione più prospettica e quindi questi elementi anche di studio di quelli che sono gli orientamenti nazionali e europei ci ha permesso di tenere insieme varie questioni. Mi permetto di fare un inciso su un elemento che è stato inserito, è stato richiamato prima il termine della valutazione e anche del monitoraggio. Abbiamo inserito la valutazione di impatto generazionale, cioè valutare quanto le politiche rivolte ai giovani e che impattano sulle future generazioni abbiano o meno un impatto positivo. Questo è sempre più un aiuto a una politica, diciamo, concreta, a una politica che si serve anche di tutti i dati a disposizione. Questo è stato introdotto con un decreto ministeriale a livello nazionale, ma adesso insomma è bello e utile forse anche introdurlo nelle esperienze amministrative
nelle strutture amministrative per guardare in modo nuovo, ecco, alle politiche che vengono attuate. Diciamo che sarebbe interessante, è interessante anche il metodo, è una legge che propone uno strumento di partecipazione, ma è una legge che è stata fatta attraverso un percorso di partecipazione, di confronto e di condivisione. Quindi diciamo c'è dentro quello che abbiamo vissuto. Per ultima cosa, ci tengo a condividere, spero si veda, questo strumento che è frutto di un lavoro fatto da un'associazione, Europeiamo, nel quale misura la partecipazione, il termometro della partecipazione da parte dei giovani. Ecco, mi piacerebbe che con questa legge, proposta di legge che possa diventare poi legge, i giovani non siano solo magari invitati a delle riunioni, piuttosto che essere solo influencer che mostrano il volto e chiamati solo nell'apparire, ma nel tempo, attraverso gli strumenti di partecipazione, possano diventare attori principali del cambiamento e delle azioni, delle scelte che vengono realizzate dall'amministrazione regionale. Ecco, intanto grazie per l'invito e per la possibilità, ecco, anche di mettermi in gioco in questa esperienza. Grazie a te Federico, grazie. Bene, io chiedo se c'è qualche domanda. Credo di no. Allora io concluderei ringraziando gli ospiti e tra l'altro facendo un ringraziamento appunto non retorico ma anche un appello, nel senso che mi sembra molto importante che al di là del progetto di legge si cerchi di fare in modo che in questa regione anche amministratori, oltre a quelli che sono qui seduti, entrino in una rete di dibattito sul fatto che in questa regione serve una legge quadro sui giovani. Quindi io so benissimo che i canali con cui voi lavorate all'interno magari dell'associazione dei comuni piuttosto che altre reti su cui state lavorando anche individualmente ci darebbero l'opportunità di allargare ancora, quindi un po' un appello che volevo fare a tutti voi presenti è: cerchiamo di costruire una rete che davvero porti questo progetto di legge o il progetto di legge di chi vogliono verso il risultato, nel senso che io penso che davvero, come ha detto Federico, il tema sia dare uno strumento ai giovani e non tanto far approvare il progetto di legge per forza della consigliera Ostanel. C'è un'emergenza, a me piacerebbe che passasse questo, dai vostri interventi è stato chiaro. C'è un'emergenza rispetto ad una fascia della popolazione con tutte le sue specificità che non viene presa in carico e di cui nessuno si sta occupando, un po' perché non vota più, un po' perché ce ne sono sempre meno, qualcuno l'ha detto, il tema della denatalità, e un po' perché la politica non guarda alle giovani generazioni come dovrebbe guardare, ecco, non come degli influencer o delle persone da dover, no? Evocare all'interno di libri di testo scritti piuttosto che in un'aula quando ci si presenta una volta all'anno. Invece quello che si dovrebbe fare è fare concrete politiche pubbliche a sostegno dei giovani ed eravamo qui per questo. Speriamo che questo progetto di legge non solo vada in discussione presto ma venga anche approvato. D'altronde era una proposta ed è una proposta che giace dal 2020 all'interno di questo Consiglio regionale ma di cui non abbiamo visto ancora la calendarizzazione. Speriamo che da più parti arrivi un po' di pressing. Grazie.